Partiamo, signori? Sì, Bravi. Pronti? Ultima scena. Abbiamo bisogno di uomini. Menec, Battista, Filippi, Tone e Giacomo. Il duca non c'è, ma è l'unico che non c'è. Quindi, signori, tocca a voi. Io sono Scelgo io? disponibile. Sì. Faccio io? Allora, Menec, gli facciamo fare, perdonami, Menec gli facciamo fare Menec. Io faccio Menec. Certo. Battista lo fa il signor, vediamo un E non po' si sente che... la sua voce, prof. È Arrivo, andata via di nuovo. Fabio mi fa Battista? Fabio? Non si sente. Dovrebbe ripetere i ruoli perché non si è sentito niente, prof. Ne ho fatto uno solo, che è il Menec. E adesso dicevo, Fabio, vuole Non si fare capisce Battista? perché. Noi sentiamo bene. Anche tra di noi ci sentiamo bene, mi pare. Vero? Ah, ok. che ogni tanto salta la... Adesso è saltata di nuovo. Buonasera. Buonasera, Fabio, mi Buonasera. sente? Sì, Fabio? sì, mi Bravo. sentite voi? Sì, lei Sì, farà sì. Battista? Prof, Va mi bene. scusi, dovrebbe ridare i ruoli perché non si è sentito niente, abbiamo perso quello che Sono ha solo detto. due, ne ho detti solo due. Ah, Menec e Battista. Poi Filippi, chi è che fa il Filippi? Vediamo un po'. Vediamo. Abbiamo qualche... Mario Cornali? No, vediamo. Qualcuno che mi faccia il Filippi. Non c'è? No, signor Riccardo, vi facciamo fare... o il Tone. Signor Riccardo, mi fa il Tone? D'accordo. Grazie. Il signor, ce n'è un altro. Dico bene se dico il signor Borgna? Signor Borgna? Ha voglia di fare Filippi? Va bene, buonasera. Buonasera. E poi mi manca il Giacomo e lo facciamo fare al signor Cornali. Va bene. Mettila, non Bene. fa ridere, perché altrimenti io non, poi mi metto a ridere non. Dai, smettila, vai via. Signore, parto, gli uomini ci sono tutti. Signore, la rosa gliela facciamo fare a... Vediamo un po'. Signora Previtali no, perché sennò siete occupati in due, quindi non va bene. Vediamo un po'. La signora Angeretti, dai, mi fa la rosa, signora Angeretti. Volentieri. Brava. La Bettina la fa stavolta la mia amica Valeria Generoso, che non la chiamo mai, ma stavolta la voglio chiamare. Dov'è là? Sono qua, Brava. Mi fa la Bettina? ma provo, Certo, ma certo. Ma ci Proprio, proviamo tutti, amore. Proviamo. ma io La non sono Marietta. tanto brava, Ehi, come ma voi. insomma, allora, Siamo qui proprio per imparare. brava. Sì, giusto, sì. La Sono d'accordo. Marietta me la fa la signora, aspetta, la signora Antonella, voglia di fare la Marietta? Va bene. Perfetto. Marietta. Marietta. E l'Angelina me la fa la signora Caglioni. Ha voglia? Presente. Pronti? Angelina, fatto. Ci siete tutti, vero? Sì. Bene, partiamo. Ultima scena. Bene. Rierese. Rieresse. Filippi finge che non sia niente. Rosa. Ciurmene, if sai come le staccia? Al momento mi interessa proprio poco come le staccia, ma piuttosto come la sarà. Cosa di sé, signor Battista? Me pense di sé la verità. E quando i scetch i stac, le hac fobè. È un po' difficile. Iva mia maschera. Iva mia, di sé la verità. Accadibraea scete. Bravo, Scete. bravo Fabio, perché davvero so che è difficile per lei, quindi va bene, bravo. Ghirresum pieno, Oh. don viade che. Bettina piange. Battista. Disgraziata. Cosa caregnetpo. Caregne. Mo che la doca. Mo che la doca.
Ma Resa- adesso vedi che sul Battista, che dice la verità, lei è una vergogna. Soidre a parlare con due nom o con due sceti piccini. Prima dice di sé, dopo di no. Cambi e la touch i momenti compagni di girandole. eh, Arde che sistemi. Gelve mia prometida? E via mia serato il contratto? Vea forse menada via? In cal disunur? Cos'è, cos'è, cos'è c'è caprese? questi capricci, c'è caprese. C'è caprese. Cos'è c'è mus? Mm. Angelina, Adesso po öle entraga po mi. Se de corde me dispiasi che sto chat alle svenite per la ca. La fai mal, ma pota. Una volta che il gadac la ma e la le finita. Fino a un certo punto o mandaso, ma il trop le stroppia e me vedi stropesa. stropesa e me vedi ghecciar che ne E net. che ga de sposas. Vedi che c'ha Renet, vi dico chiaro e pulito che si devono sposare. Bene. E la tue, e la spuse, chi se desde, o com'è, giusto? Chi se de- Po fo che so sgiuf, come a balù, Come il Balù, sono gonfio come un come un pallone, non ne posso pallone. più. Mm. Ma Bettina e Filippi saltano. Yuppie. questa rabbia e gare sposas. Se le rabiusa s'arrange, al gamiere spusas lui, Ce caro marit, ol mia che il gedaghe la ma? Lì mia, chi se dà che la ma? Sono in due, Aspetta un momento che me la dà che zo. che la medaglia so. Ma caro me Battista, ve capesse. Also che si fa si Come si galantom, una brava persona, col cuore in di ma. Ma che il carattere troppo stretch, stink. Stavolta pöde di che Gesù, ma poi alla fine, alla sceta, va domandati scusa. Credi in per che lei farà sel per negota fagas bassaso ai olco ai doni. Gendi vu, gen völ, Ma che vuol? ma gen völ. E me lo fai perché völe be. Perché völe be a che la sceta che si be che la faghe sparì de sais mia per per vu da restot quelque go. Me fares de azo olco seghes in fos bisogn Se ci fosse, questo è un bisogn congiuntivo. per la paz d'esta famea. Contente la osta figliola. Sti che per al salve l'unur della ca. Ferma un attimo. Sti qui e poi, cioè, state quieto anche voi e salve l'unur della casa, L'unur della salvate ca. l'onore della casa. E se me meritemi al vostro amor, pazienza, farò tu quel che me digherì de fa, per il me be e per la me disgrazia. Per la mia disgrazia, o per il mio bene o per la mia disgrazia. Bettina, Cara Shura Mater, che lei ses benedetta, che domande scusa anche a lei se goidaci di dispiacer per tutto quel che o dice o quel che faccio. brava Valeria, La me brava. faen de pians poac a me. Poac. Poac a me. Quando fai se, aspetta proprio mia resistere. Insomma, coi buone e coi cattive, fa sempre quel chi vuole l'ure. E allora sul Battista? Per te, Ma che gioia! Bettina,
Sur pader. Perché? Risponde Io- Bettina. Egne. Egne. Arrivo. Volete sposarsi? Öle ti sposas. Volete sposarsi? Lei si vergogna, non dice niente. E allora rispondo ca. Rispondo Rispondo ca. Sciù se. Telesta o chat? Te le est a oscè. L'hai Telest visto, eh? ao ol chat? Sciù se. Surmenek. Cosa che? Su. Rispondemmi e sì. Mie se. Disen la verità. De malgustus. De De malgustus. malgustus. Cioè da villanzone, con il muso. Disen pur quel vorresti dim. Se Ghinegotà incontrare la me Bettina, le però il vost Filippi. Che il brulliel del mescet alla merità per negot. La merita per La negozi. merita per negot. Sur pader. Famen una desta sort. Famen vena desta sort. Sur pader. Bene? O puoi marter a me. No. Menec dice? No, o le mie maridal. Le mie maridal. O puoi marter a me. Tenisse. Perché lui è quasi svenuto. Ma geliv mia ut quel de cœur? Battista? Non ha dato finire Battista? Alfabè a Baiagadre. Va bene ad essere in collera con lui, a sgridarlo. Perché? So che? Ti dispiace mia di fare quel che ti faccio? Se del bu, sur pader, me dispiace gran tant. Bravo. Sta ben attento che anche se ti sposet, quello che ti sta sotto di me e che ti dipende da me in tutto e per tutto. Sì, sur pader, che promette. E che, signora Bettina, vi riconosce come sceta e te, che il Signore te benedesse e ti tenga una mano sul cuore. Daga la mano. Come fai? Se daga la ma, se. Fuori. Battista si asciuga gli occhi. Angelina. Shur Giacom, shur Tone. Ve toccherà a u fai testimone. Ora se, anziché. E quando la avrà il piccini? Vabbè. Battista. C'è so Aleger, che adesso le ora di mettere vergota sotto i deci. Dice Shur Battista, che il tal duca che le la... E dell'aspetta. Scusi, aspetta, ho perso il filo. Aspetta, ve per mia che se mia mancaga di rispetto avanti al via, le stac per meret so che Shurmenek legni che coscet. La buona grazia l'insegna mia a trattare sé. Adesso in demadisna. E allora invide poi invide il poi. Invidel, andava bene. Invidel poi. Ecco. Ed if sta sgarberia, sto rigur, sta ostinazione. Le stac la causa de tutti i errori, de tutti i fai, de tutte i capelade che ghe succedit in che e che ive farà diventare e parle con tutti sempre più rabius, scontrus, malcontec e sempre più ridicoli. Saresse il mia più bel che fedesse un po' più garbace, ma
domestic più di controllaia su di oste moer e quando si convinti che i donne è oneste, proe a sopportar gotina. Il duca è una brava persona e se innamorato della nostra Berghem. Le garantò e a frequentar come amici gedet proprio ne godde mal. Il mio marito le decorde e il ve inducat po a lui. Si tratta podoma di daga una ma per la sfilata, per il rasgamento, per il festival di agosto e ne goddotter. Si parla po' di stitch, di costume, di scuole di moda, quando una donna per trarsi insieme la ruina mia al suo uomo, tutti i mariti i avreste iga piacere ed i suo spuse a figura, ecco, a comparire. Insomma, se Uli sta con te in de ostaca, se Uli stampas, comporte de omen mia de Caini. Comandè per, ma senza esagerare, senza andare in bestia a tutte le volte. Ai moer bisogna eliga be se pretendi chi vuole be può allure. Brava, bravissima. Ma proprio riconoscere, la memoria è fenomenale. Il persoas sul Battista. E Messe. E allora dice al duca che reste che a mangianze mano con noter. Meno male. Magari che la che serve delle sue. La che serve delle sue. Marietta? Chi è Marietta? Filippi, che si il meneu preferito, anzi, che si l'önek neut che go, come la tratterina o sta scusina? Scusate, avevo tolto il microfono, scusate. Filippi, che si il menù preferito, anzi, che si l'önek neut che go, come la tratterina o sta scusina? Filippi? Filippino? Ist precis come la dice la sciurarösa. Ho messo contenta di tutto. Brava. Angelina? Pugneti. Oh, ma cara Shura Mother, ma la gnamo mia perdona? Amut, doma disna che le ura. E se il cogo del suo gota de salvadec de met in tavola, in che de salvadec che sarà nisciù. E gna de röstec, am se tuc garbac, a fabei familiar, tuc amis con tanto de cœur, stem alleger, mangem, biem alla salute de tuc, che ga ut la pazienza e la gentilezza desta che ascoltam, e gli appatit con noter, grignat con noter, e che vores ringraziar perché ima fac l'onur de compagnam fino alla fi e de compatim. Bene, bravi! È un piacere, bellissimo. È bellina, sì. È già finita. Sì, è finita. Allora, facciamo la traduzione, signori. Va bene. Saluti, riverisco. Battista? Riverisco. Rosa? Signor Domenico, avete saputo com'è stata?
Al momento mi interessa proprio poco come sia stata, ma piuttosto come sarà. Cosa dice, signor Battista? Penso, diciamo la verità, che quando I ragazzi, i ceci, i ragazzi sono stati, cresciuti bene, sono le cresciuti accifobe bene, non Ivania vanno, a maschera. non vanno in No, maschera. non vanno in maschera, cioè non vanno, sì, non vanno in maschera. Non vanno mica, diciamo la verità, con le braghe calate. No, Oh, con le brave ragazze. a Ah, casa delle brave ah, ragazze. no, ok. Non vanno mica, diciamo la verità, sono dei bravi a casa dei bravi ragazzi, Delle brave delle ragazze. brave ragazze. Avete ragione in pieno, assolutamente. Andiamo via di qua. Disgraziata. Cosa piangi Cosa, poi? cosa piangi Carogna poi? piange, sì. Ma Smettila adesso, di... Smettila dunque. È questo Dunque, Caregnet che non è piangere, perché piangere in bergamasco è le cià oppure pians. è carognare questo, cioè Carognare, esatto, cioè fare sì, quel che te la stai piantino. sì, a rognare, lì stai a Sì, fare le rogne, sì. esattamente. Bravo. ma adesso vi dico, signor Battista, che, diciamo la verità, è una vergogna. Sto parlando con un uomo o con un bambino piccolo? Prima dite di sì, poi di no, poi no, poi di no. Cambiate verso. Cambiate vela, cambiate Sì. vento in ogni momento come le girandole. Bene. Guardate che sistemi. Non vi è stata promessa? Non gliel'avete promessa. Non sta parlando- gliel'avete promessa? Non avete chiuso il contratto? Ve l'ha forse portata via? Vi ha portato in casa il disonore? Cosa sono questi capricci? Cos'è questo muso? Cosa sono questi musi? Adesso poi voglio entrarci anch'io. Sì, d'accordo, mi è dispiaciuto che questo ragazzo sia venuto in casa. Ha fatto male, ma pota, una volta che gli ha... Che le ha dato la mano? Mm. Il mio microfono va. che deve sposarsi. Che Non devono l'ho sposarsi. sentita, ma fa niente. Me lo dice un'altra volta, Angelina, la Sì, prego. sì, va bene. Allora, adesso poi voglio entrarci anch'io. Sì, d'accordo, mi è dispiaciuto che questo ragazzo è venuto in casa. Ha fatto male, ma allora, una volta che gli ha dato la mano, questa non è finita? Fino a un certo punto ho mandato giù, ma troppo stroppia. E vi dico chiaro e netto che devono sposarsi. Bene, brava. Che la tua non so cosa vuol dire. Che la prenda. Che la prenda, che la sposi. Che non ce la faccio più, che sono pieno come... No, che si sveglino. Ah, che si sveglino? I sedesde. Ah. Desdas vuol dire svegliarsi. Che Che si sono? svegliassero un po', che insomma ce n'ho piene le balle. Sono gonfio come un pallone. Con questa rabbia devono sposarsi? Se è arrabbiato, si arrangi. Non deve sposarsi lui. Su, caro marito, vuole, Non non vorrà volete? mica non volete darle la mano? Che si diano la mano. Che si diano la mano? Che se daghe. Va bene. Aspettate un momento. Che mi cali la rabbia. Cosa vuoi? Che me la dia giù? No. Sì, che mi vada giù la rabbia. La rabbia. Ah, aspettate un momento che mi passi. Che mi passi, bravo. Ma caro mio Battista, vi capisco. So. Siete un galantuomo, una brava persona col cuore in mano.
ma avete un carattere troppo arido, No, stenk Rigido. è proprio rigido. rigido. Stavolta posso Posso dire che anche che avete che avete anche ragione, ma poi alla fine io alla ragazza e la ragazza e la ragazza non vi abbiamo domandato scusa. Credetemi anche che non è facile non è facile, per niente, per negota, fargli abbassare la testa alle alle donne. donne. Ce ne vuole. E io? E io l'ho fatto perché vi voglio bene. Perché voglio bene a questa ragazza che se benché faccia finta, la faghe a Parigi. Faccia finta di non saperla, per lei, per voi, darei tutto quello che ho. Ma mi farei tagliare la testa se ce ne fosse bisogno per la pace della famiglia. Bene. Accontentate vostra figlia. State tranquillo. Anche voi. Per salvare l'onore di questa casa. Della casa. Anche voi. E voi. State tranquillo anche voi. Anche voi per salvare l'onore della casa. E salvate l'onore della casa. E salvare della casa. E se io? E se io non merito il vostro amore e pazienza, farò tutto quello che mi direte di fare per il mio bene e per la mia disgrazia. Per la mia disgrazia. C'è una O. Bene, brava. Avanti. Bettina? Valeria? Sì, allora, cara signora madre, che lei sia benedetta. Brava. Gli chiedo scusa anche a lei se ho dato dei dispiaceri per tutto quello che ho detto e fatto. Brava Valeria. Grazie. Fa venire da piangere anche a me. Ecco. Tone? Vedete, quando fanno così non si può proprio resistere. Insomma, con le buone e con le cattive fanno sempre quello che vogliono. Quello che loro vogliono. Sì, va bene. E allora, signor Battista? Aspettate. Ma che No, gioia! sposatevi. Bettina. Bettina? Valeria? Signor padre. Vieni qui. Vengo. Volete sposarvi? Vuoi sposarti? Ah, vuoi sposarti? Scusate lei in questo caso. Ecco. Lei non risponde e lui dice duramente. Battista? E allora? Sicuro. Rispondi dunque. E allora rispondi dunque. Sicuro. Signor sì. Chat, cosa vuole? L'hai visto, il ragazzo? L'hai visto, il ragazzo? Sicuro. Signor Menec. Scusa che è? Cosa c'è? Su. Ah, cosa c'è nella parte? Su, non rispondete così, dite la verità. Diciamo la verità. Diciamo pure che quello che ditemi pure quello che dovreste dirmi, che vorreste dirmi.
se non avete se non avete nulla in niente. contrario, la mia Bettina è per il vostro Filippino. Quel brutto diavolo di mio figlio non la merita per niente. Guardate, questo non è diavolo. Liel vuol dire livello, per la verità, in bergamasco, però si usa anche per dire disgraziato, perché sei arrivato a un livello tale di cattiveria che ti devo chiamare livello. Ma vuol dire certo. disgraziato. Questo brutto disgraziato di mio figlio Non la merita per niente. Per niente. Signor Filippino? padre, Fammene una di questa, fammene una così, fammene una roba così. Questa sorte. signor padre, No, non voglio sposarla, non voglio maritarla. Filippi? Oh, povero me, bravo. povero disgraziato. Sì. Tenetelo su. Perché lui è quasi... Ma non avete un pochino di cuore? Il toccherlo, il pezzettino di cuore? Beh, Baiaga, mi piace Baiaga. Baiaga è la baiare del cane, sgridare. Certo. Vi piace? Ok. Vi piace sgridare, eh? No, fa bene a sgridarlo. Fa bene a sgridarlo. Vieni qua. Sono qua. Non ti dispiace di aver fatto quello che hai fatto? Sì, sul serio, signor padre, mi dispiace tanto. Bene. Sta bene attento che anche se ti sposerai, voglio che tu stia sotto di me e che tu dipenda da me in tutto e per tutto. Bene. Certo, papà, certo, padre, glielo prometto. Bene. Venite qua. Egli non è venite. Vieni qua, signora Bettina. Egli è venite. Sì, venite. Venite qui, signora Bettina. Vi riconosco come ragazza. Come figlia. E tu, che il Signore ti benedica e ti tenga una mano sulla testa. Dalle la mano. Come si fa? Dai, dalle la mano così. Poverino. Angelina? Signor Giacomo, signor Tone, vi tocca a voi fare testimoni. Toccherà a voi fare testimoni. Signor, sì, siamo qui. E quando avranno dei piccinini, dei bambini, Quando avrà dei bambini più piccini? Perché lei? Un bambino. Un bambino. E quando avrà un bambino? Battista? Sì, sono allegro che adesso è l'ora di mettere qualcosa sotto i denti, però, No, aspetta un attimo. Scetch dice ragazzi, su Ragazzi, allegri. su allegria, che adesso è ora di mangiare qualcosa. Di mettere qualcosa sotto i denti. Vabbè. Rosa? Diciamo, signor Battista, che quel tal duca che è di là che vi aspetta, non vi sembra che sia una mancanza di rispetto mandarlo via? È stato per merito suo che il signor Menec è venuto qui con il figlio. La gentilezza, la buona grazia, la gentilezza, l'educazione non insegna a trattare così. Brava. Adesso andiamo a mangiare. E allora invitatelo, invitate anche lui. Signor no, signora no. Vedete, questa sgarberia, questo rigore, queste ostinazioni sono state la causa di tutti gli errori, di tutti i fallimenti, di tutte le cavolate che sono successe oggi e che vi faranno diventare, e parlo
con tutti e tre, sempre più arrabbiati, scontrosi, malcontenti e sempre più ridicoli. Non sarebbe meglio, più bello o meglio che ste un pochino più garbati, umani, addomesticati? Sì. Potete controllare le azioni delle vostre mogli e quando siete convinti che le donne oneste, Che sono donne che oneste. sono Donne oneste. qualcosa, il duca è una brava persona e si è innamorato della nostra Bergamo, è un galantuomo e a frequentarlo come amici non c'è proprio niente di male. Mio marito è d'accordo e viene nel ducato anche lui. Si tratta poi? Si tratta poi solo. Come ti posso aiutare? Non mi sta parlando il tablet che non c'entra niente. Si tratta poi solo di dargli una mano per la sfilata, per il rasgamento della vecchia, per il festival di agosto e nient'altro. Se si parla poi di vestiti, di costumi o di scuole di moda, quando una donna per sistemarsi, tirarsi insieme per sistemarsi, non rovina il suo marito, tutti i mariti dovrebbero avere piacere a vedere le loro spuse, mogli, comparire. Bene. Insomma, se volete stare contenti nella vostra casa, se volete stare in pace, comportatevi da uomini, non da Caini. Comandate pure, ma senza esagerare, senza arrabbiarvi tutte le volte. Alle mogli bisogna voler bene, se pretendete che anche esse vi vogliano bene. Vogliano bene a voi. Benissimo. Bisogna proprio riconoscerlo. Mia moglie è fenomenale. Siete persuaso, signor Battista? Battista? E su? E voi? E voi? Io sì. E allora dite al duca che rimanga a mangiare con noi altri. Bene. Meno male. Allora, magari gli servirà direzione. Speriamo. E voi, Filippi, che siete il mio nipote preferito, anzi, che siete l'unico nipote che ho, come la tratterete la vostra sposina? Esattamente come ha detto la Shura Rosa. Oh, io sono contenta di tutto. Brava. E dispiace appena che le manichette si siano stropicciate. Certo. Bettina? Mia cara signora madre, non mi ha ancora mai perdonata? Non mi ha ancora perdonato? Non mi ha ancora perdonato. A monte, andiamo a cenare che ora? E il cuoco. Ecco, se il cuoco del signor Battista non ha preparato niente di selvaggina da mettere in tavola, oggi di selvaggina, di selvatico non ci sarà nessuno e neanche rustici. Siamo tutti garbati, affabili, familiari, tutti gli amici con tutto il cuore. Stiamo allegri, mangiamo, bevevo alla salute di tutti quelli che hanno avuto la pazienza e la gentilezza di stare qui ad ascoltarci e hanno sofferto con noi, riso con noi e che vorremmo ringraziare perché ci ha fatto l'onore di accompagnarci fino alla fine e di compatirci. Bravissimi, bravissimi.